Cateno De Luca svela il simbolo con cui il suo Fronte della Libertà correrà alle prossime elezioni europee. La parola libertà è in primo piano e costellata da 13 simboli, da sud chiama nord a grande nord, al movimento per Italexit, a Insieme Liberi, fino al partito dei pensionati e noi agricoltori. 4 simboli per un totale di 17 complessivi sono ancora da riempire. Siete le stelle del firmamento della libertà, ha detto De Luca nel corso della conferenza stampa svolta alla Camera, in cui ha annunciato la sua ultima adesione. Tra questi, candidata ci sarà anche Piera Aiello, ex 5 Stelle e prima testimone di giustizia ad essere eletta in Parlamento. Una deputata, chi mi conosce sa che io non sono una politica. Io sono una donna del popolo, lo sono sempre stata. Prima di tutto ringrazio la mia collega, ma soprattutto ringrazio Ismaele, perché io sono stata corteggiata da diverse fazioni politiche nel candidarmi, da sempre. Il problema è che mi sono ritrovata di punto in bianco a non avere più una madre politica. Io non credevo più nella politica, perché vivendola in questo palazzo, inizialmente mi era stato promesso di poter lavorare, perché io non chiedevo nulla. Cateno De Luca, in vista del voto per l'Europarlamento, ha siglato anche l'accordo con Grande Nord, partito fondato dall'ex leghista Bernardelli, con il movimento Noi Agricoltori. Tra gli altri sarà candidato anche Paolo Silvagni, soprannominato Mister Valle Verde, in quanto è titolare dell'omonima azienda di scarpe. In squadra anche Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, Insieme Liberi, e il Movimento per la Libertà Vaccinale, come anche il Movimento Vita, che vede come candidato il giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo. Il 4 aprile si completerà il firmamento con tante altre stelle. Le nostre sono stelle, le possiamo esporre, altri si vergognano. Infatti, a differenza di altri, noi non abbiamo alcun problema di dire con chi siamo e soprattutto di valorizzare tutti gli altri. E il problema di Renzi in questo momento è quello di raccattare a tutti i costi dei voti in qualunque parte d'Italia, però ovviamente si vergogna dei suoi compagni di viaggio. Chissà se l'Ambonino batterà un colpo, speriamo. Perché si deve vergognare? Qual è la situazione? Ma è molto semplice. Noi non possiamo partire dal presupposto che chi ha avuto a che fare con la mafia del certificato oggi continua a condizionare le istituzioni. Ecco qual è il tema. E non possiamo pensare che solo per raccattare qualche altro voto diamo da questo punto di vista il diritto di cittadinanza comunque a chi in passato ha sbagliato e continua a sbagliare. E noi in Sicilia lo possiamo ampiamente sostenere. Ma che lo auguro che lo faccia, ma non c'è, dovremmo fare un annoi per la compravendita